anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin e il ricordo dello zio Andrea che posta la voce della 22enne sui social. Papagino durante l'incontro nel campus di ingegneria a Padova ribadisce che la vita è sacra. Per una settimana l'Italia è rimasta con il fiato sospeso sperando che Giulia potesse tornare a casa, una settimana interminabile tra appelli disperati e ricerche. Visita messa del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per illustrare la riforma scolastica dove non mancano iniziative per sensibilizzare i ragazzi sul rispetto della donna e contro il bullismo. Forse un regolamento di conti ha portato all'accoltellamento di un tunisino a Marghera ricoverato in gravi condizioni. Il sindaco Brugnaro traccia comunque un bilancio positivo dell'ultimo periodo di lotta alla criminalità. Associazioni e comitati contrari al DDL sicurezza riuniti in assemblea regionale in vista della manifestazione del 14 dicembre, un provvedimento repressivo alla denuncia che limita anche il diritto di manifestare. Festa di San Martino con tante iniziative per i bambini, siamo andati al Lido di Venezia per scoprire da dove nasce questa tradizione e quale sia la ricetta originale del suo dolce tipico. 5 anni fa l'incubo dell'acqua grande a Venezia con le drammatiche immagini della città inondata. Mercoledì alle 21 su Antena 3 vi riproporremo il documentario di Media Nord-Est, l'Apocalisse di Venezia. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Questi dunque i sommari, ma subito in apertura il sondaggio di questa sera. Casa Pound sfila a Bologna, scontri tra antagonisti e polizia. Il sindaco parla di una manifestazione di camicie nere, la destra grida alle zecche rosse. Matteo Salvini propone di chiudere i centri sociali occupati dai comunisti. Il clima politico è sempre più teso in vista delle elezioni in Emilia-Romagna. Per questo vi chiediamo: Salvini, chiudere i centri sociali, giusto? 0422 1626 691 se la vostra risposta è sì, 0422 1626 690 se la vostra risposta è no. La chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. E allora veniamo alla nostra notizia d'apertura. 11 novembre 2024, un anno fa Filippo Turetta uccideva Giulia Cecchettin. Oggi sono molte le iniziative per ricordarla e lo zio Andrea ha voluto pubblicare su Facebook un audio con la sua voce. Voi state tutti bene? Salutami tutti. Un anno senza te. Postando un suo audio accompagnato da una delle immagini sorridenti, lo zio di Giulia, Andrea, ha voluto ricordare così la nipote barbaramente uccisa. Che ci siano solo bei ricordi di te, ha aggiunto. È trascorso un anno, ma il ricordo di Giulia è più vivo che mai. Oggi come allora anche nei cuori della gente, come chi le ha voluto portare un fiore. Per Giulia, cara, per Giulia. Ragazze, state attente. Io spero che su tante qualcuna capisca, e anche i ragazzi capiscono cosa è giusto. Perché la vita è bella e bisogna vivere. Non solo Fossò con la deposizione di un mazzo di rose bianche per Giulia e contro la violenza sulle donne, ma anche il comune di Vigonovo ha voluto ricordarla a un anno dalla sua morte, che ha scosso più di una comunità, e l'ha fatto attraverso la musica, un momento cui ha preso parte anche Gino Cecchettin. La musica era una delle sue passioni, perché la musica ci ha consentito di trascorrere qualche istante riflettendo su tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi e in questo anno. A suonare per lei, accanto alle scarpette rosse appese, il pianista fuori posto che tra i vari brani ne ha proposto uno scritto appositamente per Giulia. È una composizione che ho fatto l'altro giorno quando ho pensato di venire qui a questa commemorazione, e mi è arrivata come spesso succede quando compongo, mi arriva dall'alto, ecco. Quindi forse era un suggerimento di Giulia direttamente dall'alto. Il sindaco di Vigonovo ha poi annunciato una dedica speciale per Giulia. La nostra proposta è stata quella di definire un'area, ma definirla non solo a Giulia, ma a Giulia dottoressa in ingegneria biomedica, perché riteniamo che sia un suo merito, sia frutto del suo sacrificio come studentessa, che le è stato riconosciuto e che anche noi con questo gesto vogliamo ricordare e ribadire. Ed è il giorno del dolore a Saonara, dove è sepolta Giulia in una tomba vicina a quella della sua mamma. In cimitero molti gesti di affetto. È un pellegrinaggio continuo, quello alla tomba di Giulio Cecchettin qui nel cimitero di Saonara.
tutti i giorni, ogni giorno. Tantissime persone si fermano nella sua tomba, moltissime quelle che sono venute anche oggi a testimoniare un dolore enorme che è diventato il dolore di tutti, quello per la perdita di questa ragazza solare, sorridente, di cui tutti hanno una piccola storia da raccontare, chi è arrivato da lontano, chi arriva tutti i giorni da molto vicino. E allora queste storie adesso le sentiamo insieme. Giulia è un anno che ci manca. Quando vengo al cimitero per i miei cari, in pratica è insieme con i miei cari. Purtroppo io ho fatto la collaboratrice scolastica e l'ho avuta per i 3 anni, anche i fratelli. Una grande ragazza, guarda. Che bambina era Giulia? No, era una ragazza con tanta allegria. Aiutava gli altri, anche i ragazzini che avevano difficoltà. Era sempre disponibile, sorridente, una brava ragazza, guarda. È un peccato che abbia fatto questa fine proprio. Non riesco a capire quel mostro, cosa gli sia passato per la testa. Lei la conosceva Giulia? La famiglia, forse ho intravisto lei, però il papà e la mamma sì, la mamma è là. Ah sì. No. Però ho voluto salutarla oggi. Sempre, sì, quando vengo. Da giovane donna hai paura? Sì, cioè, perché comunque tutti i figli, cioè lei si è fidato di una persona, no, il suo ragazzo, poi è finita così, quindi ti fa capire quanto poco alla fine conosci una persona. Quindi sì, da stare attente, ma tutti, anche i ragazzi comunque. Ti ha fatto effetto vedere la tomba? Sì, non pensavo, è un brutto vederlo. E nel campus di ingegneria dove Giulia Cecchettin studiava, un minuto di silenzio e un incontro commemorativo in ricordo della studentessa, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Prendete chiavi, borracce, voce, tutta la vostra rabbia e facciamoci sentire. Dal silenzio al rumore nel ricordo di Giulia, perché Giulia è diventata presenza dolce e silenziosa, ma allo stesso tempo con la sua morte ha scosso le coscienze. È l'omaggio dell'Università di Padova e del Dipartimento di Ingegneria per la studentessa 22enne ad un anno dal suo assassinio per mano di Filippo Turetta, suo ex fidanzato e compagno di università. Commosso dalla presenza di centinaia di studentesse e studenti, Gino Cecchettin ha ricordato tutte le vittime di violenza. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l'unico dono che ci è fatto dal momento in cui siamo in questo mondo e non abbiamo il diritto di decidere per la vita altrui, quindi fermiamoci prima, ricordiamoci che il modo giusto per vivere la vita è dando sfogo alle nostre emozioni positive, non a quelle negative, quindi vi invito a vivere sempre nell'empatia e nell'amore. E Giulia su questo mi ha insegnato tantissimo. Dalla panchina rossa nel cortile alla prossima inaugurazione di un'aula studio dedicata a Giulia, tanti simboli per attirare l'attenzione, ma in quest'ultimo anno l'università ha cercato di agire con formazione contro la violenza di genere e il progetto Unire con sportelli antiviolenza. Noi dobbiamo partire da lì, dai comportamenti, dai linguaggi, quello che a volte sembra una battuta o un'azione innocua magari può nascondere delle situazioni difficili poi che evolvono. E l'altra cosa che io penso sia importante è che tutti noi dobbiamo fare un forte esame di coscienza. Impegniamoci tutte e tutti a fare la nostra parte, in memoria di Giulia, per sostenere la parità di genere e il rispetto reciproco, in queste aule e in tutti gli ambienti della nostra università. Ma Giulia in questo 11 novembre era nei volti delle ragazze e dei ragazzi che hanno scosso chiavi e sonagli, il rumore della consapevolezza raggiunta dopo il suo sacrificio. Non possiamo dimenticare Giulia perché ha segnato un punto di provocazione per quanto riguarda una più vera consapevolezza
nel riconoscere l'altro, nel rispetto della sua diversità e di scegliere liberamente. Giulia è diventato un simbolo di una lotta che viene portata avanti da tanti anni, ma che forse finalmente se ne sta dando la giusta attenzione. Non dobbiamo più lasciar passare commenti inopportuni, catcalling e quant'altro, ma far notare queste cose. Deve essere affrontato da chiunque a prescindere dal genere, anzi percorsi di decostruzione e quindi percorsi che fanno in modo che gli individui si rendano conto magari anche da che strutture culturali e sociali sono in qualche modo spinti a comportarsi in un modo oppure in un altro, devono portarli avanti soprattutto anche gli uomini. Il liceo classico Tito Livio, dove la 22enne si era diplomata, invece ha scelto il silenzio con un messaggio scritto dal preside nel sito, una decisione che non ha riscosso il favore degli studenti. Un anno fa, per una settimana interminabile, l'Italia rimase con il fiato sospeso, sperando che Giulia potesse tornare a casa. Allora ripercorriamo quella settimana. Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Qualsiasi cosa sia successa, noi siamo pronti ad accogliervi come prima e anche meglio. Era il 13 novembre dello scorso anno quando lo zio di Giulia Cecchettin, Andrea, lanciava questo appello ai nostri microfoni. Non si avevano sue notizie da sabato sera, da quando era andata al centro commerciale di Marghera con l'ex fidanzato Filippo Turetta per comprare alcuni vestiti per la laurea. Giulia infatti avrebbe discusso la tesi di lì a pochi giorni, aveva già dei progetti per il suo futuro, ma quella sera Turetta le ha tolto ogni possibilità. Quando il padre Gino la domenica mattina denuncia la scomparsa della figlia ai carabinieri, iniziano a farsi sempre più largo i timori che Turetta l'abbia uccisa. La testimonianza dell'uomo che sabato sera ha chiamato il 112 perché l'ha sentita gridare nel parcheggio di Vigo Novo, poco distante da casa sua, dove Turetta l'ha aggredita una prima volta. Le chiazze di sangue nella zona industriale di Fossò, dove le telecamere di un'azienda lo riprendono mentre insegue Giulia, che era riuscita a fuggire dall'auto. La spinge brutalmente a terra e inizia a colpirla come una furia, con 75 coltellate, fino a che, come racconterà lui stesso davanti alla Corte d'Assise di Venezia, non la sente più reagire. A quel punto la carica in auto esanime e da lì inizia la sua fuga a bordo della grande Punto Nera. In quei giorni però la speranza era che Giulia potesse essere ancora viva e ostaggio del ragazzo. Ecco perché le due famiglie si uniscono in un appello. L'appello che facciamo è chiaramente quello ai ragazzi di contattarci o di tornare spontaneamente, non sappiamo dove siano esattamente. Che si faccia sentire, ci dia notizie di lui e della Giulia, siamo preoccupati e vorremmo che ci contattasse e qualsiasi cosa sia successa noi lo aspettiamo, gli vogliamo bene a lui e alla Giulia e che ritornino. I genitori di Turetta speravano di rassicurarlo qualora avesse sentito il loro messaggio. Nessuno voleva pensare al peggio, ma più passavano i giorni, più le speranze si affievolivano. Gli appelli attraverso TV e giornali, ripetendo all'infinità quel numero di targa. La speranza di poter riabbracciare Giulia il giorno della sua laurea, ma nulla. E all'indomani, il 17 novembre, la Procura di Venezia indaga Filippo Turetta per tentato omicidio e sequestro di persona. Dopo 24 ore la tragica scoperta. Il corpo di Giulia viene ritrovato dietro un anfratto roccioso lungo un sentiero vicino al lago di Barcis. Ogni speranza si spegne. Non trovo nulla. Io penso solo alla mia Giulia, che ormai non è andata, non c'è più. E mentre casa Cecchettin si riempie di fiori, biglietti, candele, inizia la caccia al fuggitivo. Una fuga di una settimana attraverso Longarone, Cortina, Dobbiaco, Lienz, Salisburgo e Monaco. Lì si ferma a dormire in un parcheggio per alcune ore, poi si dirige a Berlino. Compra un coltello, in aula dirà che voleva usarlo per uccidersi, senza però riuscirci. Sabato notte, a 7 giorni dall'omicidio di Giulia, la corsa disperata di Turetta finisce. Viene arrestato vicino Lipsia. La morte di Giulia, l'ennesimo femminicidio, ha fatto rumore, un rumore che ha scosso molte coscienze e che non si potrà dimenticare, proprio come quel giorno fuori dalla Basilica di Santa Giustina.
Iniziative per sensibilizzare i ragazzi sul rispetto della donna e contro il bullismo sono inserite nella nuova riforma scolastica di cui ha parlato oggi a Mestre il ministro dell'istruzione Valditara. La scuola dei talenti è nel docente tutor, nel docente orientatore, in agenda sud, in agenda nord. Talento, sapere, autorevolezza, merito, rispetto, impegno, responsabilità, lavoro. Sono tante le parole d'ordine su cui il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara basa la sua riforma della scuola. Ma oggi è anche il primo anniversario dell'assassinio di Giulia Cecchettin. L'abbiamo messo nelle linee guida sull'educazione civica, dove c'è un passaggio fondamentale proprio educare al rispetto nei confronti della donna. Ben al di là delle 33 ore obbligatorie, anzi caratterizza tutta l'attività didattica di tutti i docenti. Giuseppe Valditara è arrivato a Mestre per confrontarsi sulla sua visione di scuola del futuro alla Biblioteca Vez in un incontro moderato dal direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli. Lo spunto è l'ultimo libro del ministro, La scuola dei talenti. C'è anche quest'idea di creare dei laboratori contro il bullismo. Vi posso anticipare che sarà nominato a presiedere questo tavolo il professor Crepè con alcuni esperti di eccellenza. Fra l'altro ci saranno anche dei magistrati delle procure minorili. Qualcuno dice che il più grosso ostacolo nella riforma della scuola sono i genitori. È importante responsabilizzare i genitori. Non è un caso che noi tra l'altro abbiamo messo anche delle sanzioni pecuniarie, civili, pecuniarie a carico di coloro che aggrediscano docenti o personale della scuola, da 500 a 10.000 euro. Quello del rispetto è un tema cruciale per gli addetti ai lavori. Ma non si può a tutti i costi colpevolizzare il docente e la scuola. Le famiglie secondo me sbagliano da questo punto di vista, devono assolutamente cominciare a rispettare e ad ascoltare di più quello che viene detto dalla scuola, cioè devono ridare ruolo alle istituzioni. Valditara chiude con un appello ai genitori dei bambini delle primarie. Quando li accompagnate, li mettete a letto, no? Anziché mollargli il cellulare, raccontategli una bella storia, leggetegli una bella storia. Forse una vendetta, un regolamento di conti ha portato all'accoltellamento di un tunisino a Marghera, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il sindaco Brugnaro traccia comunque un bilancio positivo dell'ultimo periodo di lotta alla criminalità e dice: alla fine vinceremo noi. Noi abbiamo già i lagunari in azione, con Piantedosi siamo in sinergia. Credo invece che i risultati cominciano a vedersi. Allora, non si debellerà mai la delinquenza, non esiste quello che dice abbiamo abolito la povertà, ecco, ci mancherebbe. Una grande città ha sempre degli episodi di delinquenza, purtroppo. L'importante è contenerla e soprattutto contenere quel malessere sociale di base di questi 50 scalmanati che spaccano vetrine, macchine, eccetera, di notte. Questa roba qua va tolta. Noi non ci arrendiamo, non ci nascondiamo le difficoltà, non c'è dubbio, dopo il Covid e poi questa immigrazione che è arrivata, i problemi ci sono, però li stiamo anche affrontando a viso aperto. Forse è una delle città che sta reagendo meglio, Venezia e Mestre in particolare. Per cui continueremo, sarà una lotta lunga e dura, ma vinceremo noi. Associazioni e comitati contrari al DDL sicurezza si sono riuniti in assemblea regionale a Venezia in vista della manifestazione nazionale del 14 dicembre. Quasi 200 persone in rappresentanza di una ventina di associazioni e comitati di tutto il Veneto per dire no al nuovo disegno di legge sicurezza approvato alla Camera in attesa del passaggio al Senato. L'Assemblea regionale in Sala San Leonardo a Venezia è una nuova occasione per ribadire una critica che arriva fino alle fondamenta di un provvedimento ritenuto persino fuorviante nel titolo. Questo è un decreto che non crea sicurezza, crea solo più degrado, crea solo più problemi, più repressione, più carcere e soprattutto non dà nessuna risposta invece a quella che è la sicurezza vera, che è quella della sicurezza di avere un'abitazione, di avere dei servizi sociali, di avere la sanità che funziona. Annunciata da un flash mob sul tetto della stazione, l'Assemblea di Venezia segue il corteo di 5.000 persone per le vie di Padova il 26 ottobre. Proprio la stretta sulle manifestazioni, già denunciata dai sindacati, innesca, secondo il comitato No Grandi Navi, una grave chiusura degli spazi democratici. Mette a rischio sostanzialmente tutte le forme di protesta criminalizzandole. Basta ricordare che è attraverso proprio la protesta, attraverso le lotte dei movimenti sociali che in questo paese sono
sono stati guadagnati i diritti. 13 nuovi reati, 14 articoli che invece aumentano le pene a reati già esistenti, ed è un attacco indiscriminato a tutti, non solo agli attivisti climatici, ai sindacati, ai manifestanti per le lotte sociali e per la casa, ma anche nei confronti dei più deboli e dei più marginalizzati. Qualcuno ad esempio si domanda se domani saranno ancora possibili le manifestazioni che a Venezia sensibilizzarono l'opinione pubblica internazionale sui danni provocati dal passaggio delle grandi navi. Viene inoltre puntato il dito su provvedimenti che rispondono con la repressione a tematiche più propriamente sociali che in quel contesto dovrebbero essere risolte. Diciamo che in sostanza c'è una visione in cui lo Stato sociale arretra e invece si espande purtroppo il sistema repressivo penale. Andiamo al Lido di Venezia, dove si festeggia San Martino con tante iniziative per i bambini. Martino era un soldato di famiglia e una sera in servizio praticamente vide un povero infreddolito e gli donò mezzo del suo mantello rosso, e così la sera praticamente gli venne in sonno Gesù con questo mantello rosso e da lì divenne santo. E la pioggia smise e venne fuori il sole, e da qua anche l'estate di San Martino. Festa di San Martino con tante attività per i bambini a Venezia, ma qual è la vera ricetta originale del suo dolce tanto amato? Due noti pasticceri artigiani del Lido di Venezia, che portano avanti da decenni l'attività di famiglia, ce lo hanno rivelato. Stefano Santin, che con la mamma e i fratelli Walter e Marianna continua la strada tracciata da papà Claudio, e Maurizio Garbisa, che ha assunto le redini dell'attività aperta dal padre nel 1959. Semplici ingredienti: burro, soliti, uova, zucchero, farina, la frolla normale. Tradizione è quasi tutta veneziana, si conosce praticamente Città di Venezia, Lido e anche Isole, Burano è molto conosciuta, meno, anche a Mestre, meno in terraferma, diciamo. È una festa concentrata più qui sulle isole. Una delle cose molto importanti di San Martino è questa tradizione che io ci tengo moltissimo, perché è una tradizione nostra, veneziana, ed è molto importante continuare a portarla avanti, a vedere la soddisfazione di questi bambini che vengono a cantare con le pentole per avere in dono le caramelle. A Lido poi non sono mancati i mercatini della Proloco per vivere in allegria e anche all'insegna di solidarietà l'estate di San Martino. 2 giornate di mercatini in Piazzale Santa Maria Elisabetta e invitiamo tutti quanti a venire a trovare i nostri mercatini, a visitarli, a fare shopping. Abbiamo i nostri hobbisti, creatori d'ingegno, tanti prodotti artigianali e anche di gusto. 5 anni fa l'incubo dell'acqua grande a Venezia, con le immagini drammatiche di Venezia inondata come raramente era successo, e quelle di intere zone del Veneto devastate sono ancora stampate nella nostra memoria. Vaporetti alla deriva, ampie zone di Venezia trasformate in enormi torrenti vorticosi, i locali e le attività commerciali danneggiati, così come le abitazioni. Immagini incredibili che confermavano come l'acqua alta avesse raggiunto i 187 centimetri. Per non dimenticare, mercoledì 13 alle 21 su Antenna 3 vi riproporremo l'Apocalisse di Venezia, il documentario di Media Nord-Est con le voci e le immagini di quei drammatici giorni. È davvero tutto per questa sera, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Buona serata.